Ah, Don Giovanni, la Tillopera, a Concettina Rudda vuole. E io mi consiglio, tenete la su casa, vi potrà sempre tornare a Pizzi, Ah, Maria, ma dopo tutto il discorso per tua sua. Ma un po' fuori invece Francesco Maiciallato. Che tu sei caso Francesco Maiciallato, che tu sei? Ma veramente Francesco è di cazzo, non è cazzo. Perché io mi sembra un fazzoletto vuoto, una camminatura strana, cammina tutto. ma è malato. Ah, per il finita puta. Ma Vittoria, e c'è nessuno ancora che lo sanno. Vabbè, ma che brutta malattia! Bruttissima papà! Capivo. Mi scrivono carissimi, così eleganti, ossequioso, pulito. Non resiste niente, vedo tanto finolito, Sempre se la da piedi, se eleganti. Pensa che parla pure italiano. Ah, la richiunità puta! Ah, insomma, tutte malattie sicure oggi, sicura. Ma che sa di più ne da colpa? Perché? Ma non sa fare qualche curamento polare, non so, se vedo per una premia, Io non si può salvare, manco sul ricordo che non pararanne! Che schifo! Oh, si chiama! Ma non è grave! Ma non è questa malattia infettiva, non è piglia, è grande! Ecco il motivo per chi cammina in tal maniera. Mamma, non piglia in piano! Piglia in da ricchi! Ah, insomma, capito. È comunque l'unico che ci vede Caruso, un ricchione. Oh, chi è? Chi è avanti? Oh, Guardate il salario, chilometro ordinario. grazie, Francesco. Il salario per stagionale. Grazie. Bravo, bravo! Tu porti sempre le cose più belle, caro Francesco! Ma che vuoi dire? Non capisco, questo è il mio mestiere. Che appunto dico? È il tuo mestiere! Perché dici così? Non lo faccio bene, non ti piace. Questo non lo so, non mi interessa! Sono fatti fuori, Ma dimmi una cosa, ma la macelleria il medico pure ci trova? Ma come ci trova? Noi vediamo carne di vitello e porco da Dai, se la vai fria, non c'è discorso di essere. Francesco, per fare una cortesia, e salutare tanto a papà. Ma è una cosa, ma come si ancora? Stai un po' meglio. Perché mi domandate della mia salute? Io sono stato sempre attento. Solo da piccolo ho avuto gli orecchioni. Ma gli orecchioni possono tornare quando non è danno. Questo non lo so, mica sono medico. Beh, sì, quasi, ma io ci vedo per anni, non si cura facilmente. Meno male che non è una malattia infettiva, mamma. Ah, lo capivo, va. Una cosa che concettina. Anche se è ricco, riccone. Anzi, ricchione. E che ci vuole? Finalmente non fai sbagliato termine e c'è azzeccato. Ce l'aveva laurea. Secondo cosa? Stavano parlando di me? No, Francesco. Ma che dici? Francesco, ma non ci metteremo mai. Ma che dici? Per favore, finisci là. Signora Nina, Sì, Francesco. visto che suo figlio poco fa mi parlava di CPO, Sì. se vuole ve li posso andare a prendere. No. Grazie. Allora, Francesco, guarda una cosa. La sapete che ci trova? Ma ti non te lo chiede, ma ti ne posso, dai. Sì, va bene però. Sì, ciao. Arrivederci. Arrivederci. A me ci sono molto paura però. Ecco, non ci mette più pieta. Povero figlio! Se chi si marita con concettina, vale che adesso un bicchiere andare una volta figlia femmina! Adesso fosse invece come segnalato. Marisse, auguri figli maschi, anzi no, immere che sono bene. A questo senza marito non da vicina siete, sotto
come un buon fruttivo, che poi tu sei come ti giuro. Cosa figli? Ne figlio, non lo vedete niente. Ma io ci siete buonissimi. Razzonieri. Io se ne sono sempre. Figlia mia, sei capito un piegato con bello questo. Sono contenta, che sono contenta. Savaglia rincia, non come una signa campagna. Il razzoniere. Dici successo. Mi chiedeva, dopo ti parlavo, mi ha detto di comprare, che avevo il nome marito della campagna. Arrivederci, signore. Arrivederci. Va compagno, dopo ti parliamo. Scelta buona, una son buona, signora Santa. Sempre che si vanta e non tu sapi che tu fischi fiorisci. Ma che c'entra capanecca? Invece capisci successo. Io volessi sapere che stai facendo come a me la campagna, quando ci scappa, uno va a picchia, uccesso. Poi giustamente guardiamo che passa. E lì ha fatto un uccesso. Oggi paralizza che non c'è una mia uccesso. Ma chi stai dicendo? Ma tu proprio non capisci niente, non capisci. Per favore, guarda, io me ne vai, va. Ti saluto, ciao. Ciao. Ma capivo piccirito come ci stanno. Avanti. Oh, grazie. Era nominato. Più fresca. La notizia non si taccio. Ci guidavo con fresca signora Santa e morissi. Ma sappiamo. Ma non pure uno guidaccio. Ah, un squidale. Hai a presa pazza. Ora vai un consavuto un caseificio e un appicchio. O caseificio? Ma che prezzo vuoi pure prendere le case? Un ciabazzata l'allenamento capito. Ora fuori di casa come ti va bene. Sì, tu ti caduto un capisci. Casi sono i casi. E non mi fanno un formaggio, provolone, ricotta. Ma così si chiama? Capisci? Buono signora Nina, non va peleate. È piano, miei figli anche tanti demonienti. Fece un caseificio, a così l'allevamento è pure più veloce. E facciamo provolone, ricotta fresca, che ho ancora. E chi isso è? Ma che volete fare? Mio marito non sa niente. Ah, io non saccio niente. No. Cioè, vuol dire tu sai che chi sta in un caseificio e non tu sai quando nasci. Io sono nasciuta il 27 di ottobre 1950 da Calogero Fruttiverde loro paesi e da Concetta Pollina, sarta molto richiesta e raffinata. E in memoria di mia mamma sto facendo sarta a mia figlia che sarà più brava di sua nonna, buonanno. Tu faci un discorso. Pare che tu sei figlia di un barone di un paese. Io sono fiera della mia famiglia e ho un sorriso a testa alta. La mia era una famiglia onesta e onorata. Buono, pure io sono fiero della mia famiglia. Erano contadini ma brava gente. E ognuno avesse sempre fiero la sua famiglia. Pure se gente poverina. L'importante è che gente onesta, sincera e lavoratrice. Avete a sapere che amati hanno sempre stato vaccati. Avevamo sempre combattuto con le mani. Ma pure siamo lettere fuori, siamo volete rinizio. E come dice il proverbio, adesso non si può rinizio, no? Oh, che sono parole, signora, sogno raccolgo. Mi fa piacere. Ora me ne voglio che quiero toppare le mani. Sì. Più tardi tu e no, dove poi tu burro fresco. Va bene, arrivederci. E qui tutta lei, io vado a cucina, quando vedevo un trascorso di concetti. Aspetta, che mancati sigarette che aveva visto con il tuo. Spiccia, da lui.